Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Ascolto, buonasera, riprendiamo la linea dal palazzetto dello sport di Cividale del Friuli. Fasi finali, mancano 27 secondi al termine della partita. Cividale 81, Trieste 64 e dunque Cividale sta vincendo questa partita con una prova di forza e una voglia di squadra che non si vedeva da tempo da queste parti. Io mi auguro che l'audio arrivi, perché veramente siamo sotto i tifosi della Gesteco e chiaramente il tifo indiavolato, come viene da dire in questi casi, è quello giusto sportivo, che fa sì insomma di incitare, perché veramente Cividale nelle ultime partite ha tirato fuori gli attributi, come si dice in questi casi, scusate. Dicevamo, Cividale ha tirato fuori gli attributi giusti per portare a casa la partita. Finita in questo momento, Cividale 81, c'è anche il derby di ritorno, dunque doppia trasferta amara per quanto riguarda la formazione invece triestina, che dopo aver perso per 2 punti la settimana scorsa al derby contro Udine, oggi invece viene letteralmente randellata da Cividale in questo 81-66 che non ammette appello. Grande prova, come detto, di tutto il collettivo, migliore in campo per la formazione padrona di casa dell'Agnello con 14 punti, poi segue Redivo, anzi Lamp con 13, Redivo e Miani con 12. Per quanto riguarda invece i marcatori di Trieste, Foley 15, Brooks 17 e Wilder con 11 punti. Io approfitto ancora una volta della presenza anche del collega Edi Fabris, che possiamo dire, Edi, quello che abbiamo detto nella prima frazione di gioco si è materializzato poi nel finale. Ma Trieste ha recuperato ad un certo punto, è arrivata a meno 10, però le individualità di Cividale hanno risolto il problema, poiché abbiamo visto delle belle azioni degli 1-2 Redivo, dell'Agnello, che hanno risolto un po' la situazione nei momenti critici. Trieste dal canto proprio non ha saputo risollevarsi da un andamento mediocre, ha avuto delle fiammate, ma in generale la percentuale è stata molto precaria e l'assenza di Reyes non può costituire un attenuante. Senti, rispetto alla partita di venerdì scorso a Udine, questa possiamo dire che è una sconfitta più pesante per il morale anche della formazione giuliana. A Udine Trieste ha tenuto botta, diciamo, si è risolta negli istanti finali, mentre qui è stata succube di Cividale dal primo all'ultimo minuto, quindi senza attenuanti, con solo una fiammata nel terzo quarto. Poi Brooks con 4 falli è stato limitato, praticamente si è spenta la luce, non ha trovato canestri facili, ottima difesa di Cividale e le individualità, come ho detto, hanno risolto il problema. Certo che riparte un nuovo campionato, no, per la formazione ducale, perché fino a qualche settimana fa era in posizione dai profondi, adesso queste vittorie portano morale e soprattutto anche in vista dei playoff. Sicuramente ha risollevato una situazione che si stava facendo veramente precaria, ha vinto però partite importanti, ricordiamo, vincere con Forlì non è stata una cosa semplice, Forlì è seconda in classifica, ora con Trieste che è un aspirante al passaggio in A1,
ma in queste condizioni non credo che ce la faranno. Qui i colleghi triestini stanno reclamando la testa di Christian, vedremo cosa succederà anche in casa triestina. Grazie Edi, ti lasciamo perché so che devi raggiungere la tribuna stampa per quanto riguarda, mi scuso ma siamo in presa diretta con gli amici da casa, abbiamo tentato, insomma potete sentire anche dalla bolgia che sta prendendo il Palagesteco di Cividale, insomma dicevamo vittoria meritata, vittoria che dà morale non solo alla formazione cividalese. Chiaramente il 2024 è partito con il piede giusto e ora si può lavorare per quanto riguarda la parte friulana, si può lavorare per fare bene per quanto riguarda i play-off. Ripetiamo, chiudiamo qui dunque da Cividale del Friuli. Gesteco Cividale batte Trieste 81-66. Grazie per la visione e l'ascolto e nella bolgia abbiamo cercato insomma di raccontarvi questi minuti finali. Grazie ancora per la visione e l'ascolto e alla prossima. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.